Ciao raga, bentornati nel canale e soprattutto buon anno! Siamo nel 2024, in realtà registrando questo video non ancora. Nell'ultimo video e nei miei canali social recentemente vi sto mettendo un po' di hype, un po' di curiosità riguardo il mio nuovo mezzo per le gare del 2024. Bene, ce l'abbiamo sotto il culo, ora troviamo un posticino più bello, più romantico e ve la faccio conoscere. A few moments later. Ed eccoci qui, siamo finalmente arrivati. Io penso che sia arrivato il momento di farvi vedere la mia nuova bestiola. Ed eccoci, finalmente ho potuto presentarvi questa mia nuova magnifica creatura. Mi accompagnerà nel 2024 in tutte le mie gare, in tutti i miei allenamenti, in tutti i miei momenti felici, in tutti i miei momenti di fatica, ma sarà la mia nuova compagna. Stiamo parlando di una Megamo Track 120 del Team Buff, è un'edizione limitata, ce l'abbiamo penso solo noi in Italia, è veramente stupenda come colorazione, questo verdino che al sole diventa tutto brillantinato, l'arancione che viene ripreso dalla scritta delle ruote, dalle manopole, secondo me è un'opera d'arte. Non mi piace molto stare qui a parlare e perdere tempo, quindi vi spiegherò molto in breve quali sono le differenze tra la mia bici di prima, quindi la Scott Spark RC, e questa qui nuova. Parliamo di due bici completamente diverse e uno dice, beh, hanno forcella, ammortizzatore, telaio e due ruote, cosa vuoi che ci sia di diverso? No. In realtà di differenze ce ne sono tantissime. Una di queste, che è stata la prima cosa che ho notato, è la posizione dell'ammortizzatore. Nella mia Spark l'ammortizzatore lavora in modo verticale, quindi sempre in asse, mentre in questa qui è posizionato in obliquo, e questo ha creato delle differenze che poi vi racconterò lungo il giro. Sempre tema sospensioni, siamo passati da 100 posteriore verticale e 110 anteriore da 34, tutto RockShox, a 120 davanti dietro da 34 sempre, ma Fox Kashima Factory, quindi il top di gamma della Fox. Come mi sono trovato con Fox rispetto a RockShox? Continuate a guardare il video perché anche di questo parleremo più tardi. Andiamo a provarla, se no qua a forza di parlare il tempo passa. Anche perché ragazzi, bello questo periodo di caldo anomalo, però quando ci si ferma e va via il sole viene fuori il fresco. Bene. Discesa dei Castelli classicissima, è la mia discesa test. È importante provare la bici nelle discese che si conoscono, insomma. È una figata sta discesa, è una figata. Ci vado ancora abbastanza tranquillo rispetto all'altra bici. Grazie mille. Ora provo a fare parte della discesa in su per provarla nel guidato, nello smosso, e vediamo un po' com'è. Vi assicuro che si inerpica bene questa salita. Adesso è salita. Oh yeah, mamma mia, no, peccato che ho messo giù il piede, peccato che ho messo giù il piede, ma è incredibile. Questa è una delle differenze che ho sentito di più rispetto alla Spark, è molto molto adatta alla salita, ma ora ho sbagliato io linea. Avete visto come si inerpica bene questa bici? È una delle grandissime differenze che ho visto, come ho già detto prima. Poi quella lì è una salita che penso che pochi l'abbiano fatta tutta in bici, ma credo che una delle sostanziali differenze dell'ammortizzatore che lavora in obliquo rispetto al verticale è che nel pedalato barra scassato in su la bici sia una moto molto più stabile, molto più sostenuta, molto più bella. Che poi parliamoci chiaro, come tempi non cambia quasi niente, anche perché come peso siamo lì con la Spark, siamo intorno ai 10,6 a chi interessa, insomma. Cambia però la percezione, e noi sappiamo che
gli atleti e chi corre in bici ha sempre bisogno della coccola. E con coccola non intendo solo qualcosa che ti dia performance in più, basta solo riuscire, secondo me, ad accontentare chi corre, perché magari ti fa fare quel click psicologico in più che tu sei convinto che quella cosa lì ti dia una mano. In realtà non è assolutamente vero, ma l'effetto placebo ti fa andare più forte, e quindi se una cosa ci fa andare più forte, che sia per un motivo o per l'altro, meglio così, no? Dai, andiamo a prenderci un'altra discesa, 4 scavessi, perché qua purtroppo sta già diventando buio, oggi è pomeriggio. Dai raga, andiamo. Olè! Via che si va con l'altra discesa. Questa è caratteristica, è bella scassata come quella di prima, e in più sta andando giù la luce. Io ho gli occhiali con le lenti a specchio, che spettacolo! Cioè salta in salita sta bici, pazzesco. Usiamo il cambio. Vedete? La bici cambia, ma le abitudini restano. Io pedalo senza usare il cambio. Ah! Che bello. Poi con questa luce qua del pomeriggio mi ricorda tanto quando uscivo dopo scuola in bici, e bei ricordi. Ui. Vabbè. Scusi, devo passare proprio lì, grazie. Wow. Questa discesa è piccola, però è caratteristica, è bella. Oh, lei è un po' di nose press per dare spettacolo ai miei giovani follower qua. Bene ragazzi, abbiamo portato a termine anche questa discesa, e meno male direi, perché sennò sarebbe stata brutta. Niente, una piccola cosa, la differenza tra RockShox e Fox. Scrivetemi nei commenti voi quale delle due marche preferite. Personalmente ammortizzatore è top. Per quanto riguarda invece la forcella, io la trovo un po' dura, anche se in realtà guardando l'O-ring che insomma ti fa capire quanto stai sfruttando della forcella, dovrebbe essere regolata perfetta. E appunto io la trovo un pelo duretta davanti, un po' troppo sostenuta. Il prossimo fine settimana teoricamente vado sul Montello, in modo da trovare qualche bella discesa un po' aggressive, qualche spondina, salti. Mamma che stile ragazzi. In questo modo riesco a provare la bici ancora meglio. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Guardate là che luce sta andando via con i castelli in sottofondo. Spettacolo. Io spero che anche la bici vi piaccia. Lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi e non perdetevi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao raga.